Crisanti non diffamò l'attività della regione e adesso su Azienda Zero, che aveva presentato la querela, indaga la Corte dei Conti, l'ente della Procura, su una consulenza legale, un incarico per il quale Azienda Zero avrebbe pagato 27.000 euro. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 3 maggio 2022 e il nostro podcast finalmente torna dopo una lunga pausa dovuta al fatto che sono stato poco bene. Ma allora proseguiamo con la prima notizia del giorno, che riguarda appunto il microbiologo, direttore della microbiologia di Padova, Andrea Crisanti. La scienza deve essere sempre libera di esprimere le proprie posizioni, canta vittoria Crisanti, appunto uno dei volti simbolo della lotta al Covid, che può festeggiare dopo che il pubblico ministero di Padova ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per diffamazione scaturita da una segnalazione di Azienda Zero che tirava in ballo, lo leggiamo sul Corriere del Veneto di oggi, proprio le opinioni espresse da Crisanti, che aveva attaccato la regione, lo ricorderete tutti senz'altro, aveva attaccato la regione per l'uso intensivo dei tamponi rapidi, proprio quei tamponi rapidi che poi nel corso della pandemia, come sappiamo, sono diventati lo standard. Secondo Azienda Zero si era trattato di una campagna diffamatoria e Crisanti cavalcava l'onda della notorietà insorta proprio grazie al successo del modello Veneto, a cui ha partecipato insieme a quegli stessi tecnici che ora denigra, per gettare discredito sulla politica regionale di contenimento del virus. Questi contenuti del documento che era stato depositato in Procura di Venezia. Fatte le dovute verifiche, il 12 aprile il PM chiede al GIP di archiviare, ma non solo, invia gli atti alla Corte dei Conti, e questa è la notizia davvero interessante, ipotizzando un possibile spreco di denaro pubblico. E il procuratore regionale della Corte dei Conti ha già aperto un'istruttoria. L'inchiesta invece di Padova viene archiviata perché è considerata improcedibile in assenza di una vera e propria querela. In effetti si trattava di una segnalazione da parte di Azienda Zero, quella nei confronti di Crisanti, ma la PM nell'archiviazione entra comunque nel merito, spiega che è evidente che Crisanti abbia competenze che gli consentono di sviluppare opinioni fondate. Di conseguenza, leggiamo sempre sul Corriere del Veneto in un articolo di Andrea Priante, le affermazioni vanno considerate un esercizio del diritto di critica. Dalla regione ora ribattono invece di non aver mai voluto querelare il microbiologo, ma di fronte alle critiche di essersi limitati a presentare in procura la documentazione ritenuta utile a fare chiarezza. Per Crisanti invece fu un tentativo di intimidazione. Il mandante: dubito si possano spendere 27.000 euro, dice Crisanti sul Corriere del Veneto, senza informare i vertici regionali. E allora leggiamo il titolo anche sul Gazzettino di oggi, dove si parla dei nodi della sanità: Crisanti, l'esposto e le false spese legali della regione. Con false tra virgolette, diventa un caso l'informativa sul Covid inviata in procura da Azienda Zero, atti alla Corte dei Conti. La PM contesta i 27.000 euro pagati all'avvocato Pinelli, che ribatte: mai chiesto né ricevuto nulla. Quei soldi sono relativi a un lavoro di studio e consulenza per lo stato di emergenza. C'è una delibera, questa la replica del professionista che avrebbe ricevuto appunto i famosi 27.000 euro da Azienda Zero. Ma noi voltiamo pagina e parliamo del lavoro, in particolare della sicurezza sul lavoro. Sempre sulle pagine del Gazzettino la notizia relativa alla firma del nuovo piano strategico regionale per la sicurezza e la salute sul lavoro. L'hanno firmato ieri l'assessore regionale alla sanità e al sociale e i rappresentanti di 21 fra realtà sindacali, imprenditoriali e istituzionali, tra cui l'INAIL, l'INPS, l'ANCI, l'UPI, Vigili del Fuoco, l'ARPAV e naturalmente i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL. C'è uno stanziamento previsto di 7,5 milioni di euro provenienti dalle sanzioni
staccate dagli ispettori Spisal per sostenere iniziative di prevenzione di infortuni e malattie professionali. Leggiamo anche la notizia sui quotidiani del gruppo GEDI, firmato ieri in regione e finanziato il patto fra enti, sindacati e imprenditori per tutelare salute e sicurezza sul lavoro, l'articolo di Riccardo Sandre. Ancora la politica, la terza notizia di oggi è relativa al tour veneto di Letta. Giordani a Padova, modello da esportare, questo è il titolo sul Gazzettino di oggi. Verso le elezioni, il segretario PD tra le comunali di giugno e le regionali del 2025, Zaia non potrà ricandidarsi, è un vuoto che vogliamo colmare. L'articolo di Alda Vanzan, verso le elezioni, caro bollette, un assegno di energia per compensare imprese e famiglie, questa è la proposta del Partito Democratico Enrico Letta. Se non si è protagonisti in questa regione non si può ambire a governare il paese, ha detto. Ha anche rilasciato un'intervista a Martina Zambon del Corriere del Veneto e quindi leggiamo il titolo: l'era Zaia sta finendo, c'è il vuoto dopo di lui e il PD saprà colmarlo. Il Veneto, il segretario Dem Letta, il Veneto centrale per il paese, la legge elettorale è assolutamente da cambiare prima del voto, il modello Padova è vincente, ma attenzione, Letta si ricorda anche di Verona, dove dice è in corso una campagna elettorale impeccabile. Entro fine legislatura annuncia la legge sul suicidio assistito e promette riproporremo il DDL Zan. Leggiamo anche il titolo sui quotidiani del gruppo GEDI: la politica regionale, al Veneto che ha votato Zaia daremo autonomia e stabilità. Questo secondo me è il titolo più interessante perché in qualche modo centra il taglio e il punto di vista del segretario e quindi anche del Partito Democratico. La visita del segretario dei democratici Letta, il prima io, è il contrario di un federalismo moderno, quindi in sostanza il segretario del Partito Democratico Enrico Letta viene in Veneto e promette di realizzare dopo Zaia quello che Zaia non è riuscito a realizzare, ovvero l'autonomia. Per quanto riguarda la stabilità mi è un po' più difficile seguirlo, considerato che eletto nel 2010 Zaia è l'unico tra i presidenti di regione ad essere ora al terzo mandato e quindi insomma in quanto a stabilità di sistemi politici, sistemi di potere regionale, probabilmente qualcosa in più sa. In ogni caso la proposta di Enrico Letta, il governo intervenga contro il caro vita con assegno energia e bonus sociale, appunto anche sui quotidiani del gruppo GEDI. E questo è tutto per la visita del segretario nazionale del Partito Democratico ieri in Veneto. Ultime notizie, una relativa ai Passi Dolomitici 2022, si è aperto un caso appunto nei giorni scorsi. La questione riguarda il tema difficilissimo di conciliare la tutela ambientale e l'accesso di turisti e residenti. L'affollamento di sentieri e passi montani aveva fatto invocare nei giorni scorsi il modello Venezia anche per le Dolomiti, quindi gli accessi contingentati, ma invece leggiamo sul Corriere del Veneto che prevale la linea soft. C'è un'ipotesi di prenotazioni ma ancora nessuna chiusura e Padrin della Fondazione Dolomiti UNESCO parla di azioni graduali. Si deve tener conto anche dei lavoratori pendolari e degli autobus del trasporto pubblico, dicono da Belluno, mentre Bolzano parla di park prenotabili digitalmente, così si evitano gli affollamenti, ma si possono anche indirizzare i flussi. Per Trento l'obiettivo è conciliare la tutela ambientale appunto con l'accesso di turisti e residenti. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, dove il titolo è un virgolettato: Dolomiti passi chiusi? No, serve regolamentare i transiti contro lo smog. Il piano di Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per la viabilità, navette, sinergia con gli impianti a fune, limiti di velocità, controlli e piste ciclabili. E di nuovo una dichiarazione di Padrin
presidente della provincia di Belluno: è escluso lo stop alla mobilità, preferiamo ricalibrarla per ridurre l'inquinamento. L'ultima notizia di oggi la troviamo invece sui quotidiani del gruppo Gedi. Vi ricordate Francesco Zambon, già medico e capo ricercatore dell'OMS in Italia per l'ufficio di Venezia, fino alle clamorose dimissioni rassegnate lo scorso anno dopo lo scontro con i vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul famoso e contestato da lui report sullo stato della gestione emergenziale della pandemia in Italia e le pressioni che avrebbe subito secondo le sue denunce. Ecco, quel Francesco Zambon è oggi dirigente medico della sanità pubblica, ha vinto un incarico messo a bando, naturalmente a concorso, anche grazie al suo curriculum di assoluto rispetto. Sarà primario dell'ULSS 2, quindi a Treviso, e la notizia di oggi è che preparerà proprio lui il piano pandemico. Ufficializzata l'entrata in servizio nella sanità trevigiana dopo aver vinto il concorso dell'ex capo ricercatore dell'OMS in Italia, scrivono così i quotidiani del gruppo Gedi, e appunto al Cafoncello di Treviso avrà una delega ad hoc per redigere il piano pandemico aziendale 2021-2023. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, un saluto a tutte e tutti voi e una buona giornata.